Il mondo delle discoteche perde uno dei più noti DJ. Si è spento la notte scorsa Roberto Canevese, 48 anni, uno dei pilastri delle feste della Marche della provincia di Mantova, dove negli ultimi anni lavorava alla discoteca Mascara di proprietà della famiglia Venerandi. Proprio con la famiglia Venerandi, proprietaria di buona parte dei locali da ballo della provincia, Canavese aveva mosso i suoi primi passi nel mondo dell'intrattenimento. Un ragazzotto molto buono, soprattutto disponibile a tutto, sempre scherzoso, sempre con un sorriso sulle labbra. A stroncarlo sarebbe stato un malore che ha portato l'uomo ad accostare l'auto a Scorzè lungo l'autostrada A4. Quando i poliziotti sono arrivati l'auto aveva ancora il motore acceso. Per lui non c'era purtroppo nulla da fare. Sarà ora la Procura di Venezia a valutare se sia necessaria l'autopsia. Certo che mancherà, perché soprattutto a noi, oltre che un DJ, era diventato anche uno di famiglia. E questa mattina un incidente stradale invece è costato la vita a Gheorghe Morie, 50 anni, di Montebelluna, che viaggiava con un 57enne di Castello di Godego ricoverato in gravi condizioni. Lo schianto tra Sasso Marconi e Rioveggio nel tratto appenninico dell'Autostrada del Sole. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l'uomo, operaio per un'azienda del Trevigiano che opera nel settore degli infissi, viaggiava con il collega nella corsia di sorpasso.